Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sappiamo il mese di settembre è partito proprio in maniera un po' strana, pazza, ma abbiamo già visto giornate piovose, fredde, la neve, adesso arriva il caldo, poi un'altra volta arriverà il freddo a livello giusto per giocare, quindi sarà un alternarsi di freddo, pioggia, caldo, quindi sarà un caos. Questa tendenza, ragazzi, si porterà fino ad ottobre. Diciamo che questa previsione per ottobre e novembre è affidabile al 70%, anche perché è una previsione a termine, quindi può cambiare. Però noi abbiamo provato a vedere che cosa succederà se le condizioni rimarrebbero così, quindi poi può cambiare tranquillamente, ragazzi. Ad ottobre, infatti, i primi giorni di ottobre già si avrebbero vere perturbazioni in Italia e quindi le prime grandi piogge saranno sempre al nord e questo mi dispiace, ragazzi, questo non ci fa per me. Quindi poi man mano si sposteranno verso il sud. Comunque da ottobre, dai primi di ottobre saranno forti piogge al nord per poi scendere man mano al centro e poi al sud. Noi siamo sempre gli ultimi al finale, quindi ci sta ancora, inoltre, che la temperatura dei nostri mari è molto elevata e quindi ci, possa, ci potranno essere tipo celle temporalesche molto forti e si può succedere, ragazzi, un po' di tutto, come nubifragi, fenomeni di tipo alluvionale, diciamo un casino. Si potranno formare qualche tipo tornado, tromba marina, queste cose qui dovute al caldo della nostra acqua. In effetti il nostro mare è ancora molto caldo, quindi in effetti poi ci saranno dei giorni di bel tempo, però la maggior parte del mese di ottobre sarà a prevalere a carattere temporalesco, a partire dall'inizio del mese dal nord a scendere giù al sud e poi alle isole naturalmente. Invece a novembre, ragazzi, anche se ci sta un lungo periodo temporale, già si vedono in gioco nuovi, diciamo, scenari. In effetti dovrebbero arrivare i primi vortici freddi dal circolo polare artico, quindi sicuramente arriverà il freddo. Secondo me fino a ottobre sì ancora, secondo me tutto il mese sì. Quindi ci saranno giornate belle ancora fino a settembre, poi da ottobre incomincerà a fare un po' la mano pesante. A novembre, ragazzi, diciamo che giusta come che sia, arriveranno le prime incursioni dal Polo Nord e anche dalla Siberia e quindi si avrà la prima neve anche a bassa quota, perché già come avevamo detto in video precedente, quest'anno pare che la neve arrivi un po' prima, anche dovuto a questo, diciamo, ciclone delle Azzorre che nel mese di novembre andrà a posizionarsi, diciamo, al polo nord, quindi automaticamente lui sale e, diciamo, il freddo scende, quindi è tutto un gioco. Se il ciclone delle Azzorre va verso il polo, le correnti fredde scendono verso il basso, quindi questo è il gioco dell'inverno in effetti. E già ora, sì, sì, già ora il ciclone delle Azzorre è ben configurato, come pure sul polo nord ci sta già il famoso vortice polare già. Quindi in effetti se ora faccio un esempio, in questo istante qui l'anticiclone delle Azzorre per puro caso andasse lì, automaticamente, come una cosa automatica, il polo nord ti manda un'ondata di freddo qui. In effetti questo è il gioco del martempo, in effetti sale il caldo e scende il freddo, oppure l'incontrario, quindi è sempre questo gioco qui. Quindi diciamo che questo qua è affidabile, ragazzi, al 70% novembre. Invece settembre e ottobre sono affidati quasi al 90% l'affidabilità, perché comunque sono a lungo termine le proiezioni, quindi novembre un 70% che è quello che abbiamo detto sia vero, quindi perché sono proiezioni
a lungo termine, quindi può succedere di tutto. A volte vedete domani piove, poi andiamo a vedere non piove, quindi non ti puoi fidare di un giorno all'altro, figuriamoci dopo un mese o 2 mesi. Però loro fanno le previsioni in base all'evoluzione del tempo. Quindi non è che la fa un uomo, quello è un computer, ragazzi, non è che l'uomo si mette lì e come una volta si mette a studiare le correnti, no. Oramai inserisce tutti i dati e il computer dà il risultato, quindi sì, ma questo verso novembre in effetti, ottobre diciamo ci sarà questa pioggia intensa a carattere temporalesco per via che l'acqua ancora cade del mare, quindi può darsi che si formeranno pure qualche tromba. Io è capace che a Natale qua ci vado a mare. Vabbè, a sud proprio non ne parlano proprio di pioggia, ogni pioggia al nord, pioggia al nord. Cioè a noi ci pensano proprio, poi si sposterà man mano a centro e poi a sud. Proprio tanto per dire a noi a sud proprio. Stiamo in Africa qua. Vabbè, ormai ci siamo abituati, ormai ci abbronziamo pure a dicembre noi. Anche se è vero che a dicembre qua a Salerno molte volte sono scese a mezze maniche. Sì, sì, a voglia. Stanno a mare la gente. Allora, per il modo di che Salerno per arrivare freddo, 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 deve arrivare gennaio-febbraio. Da metà dicembre, non voglio proprio esagerare. Ti posso garantire che io il 29 di novembre stavo facendo i mercatini di Natale, avevo la tuta, le scarpe da ginnastica e la maglietta a mezze maniche, diciamo con il grembiule, quello da lavoro, quello là bianco. Quindi in base è quasi Africa. Sì, sì, è un casino con quelle luci, non mi parlare che per parcheggiare la macchina ci vuole, proprio devi chiamare Dio direttamente, dici tipo apri il mare, apri un parco, quindi è un casino. A dicembre con i mercatini è una guerra qua. Tutti quanti a guardare ste luci, ma poi vengono sempre no, vengono e vengono a guardare ste luci, vengono e vengono a guardare ste luci, ma io dico, ma come da me, io sono stato a Parigi, ragazzi, tutti quanti sta Torre Eiffel, sta Torre Eiffel. Per l'amor di Dio, è bella la Torre Eiffel, vista di notte. Però io dico così, no, i turisti che vengono a Salerno di mattina, che le luci, sapete, sono spente, no? E andate a fare le fotografie di mattina a Salerno. Che vedete? Un ferro, una forma di un ferro. Cioè a Salerno puoi guardare le luci piene di notte. È come quando io sono andato a Parigi, ho visto la Torre Eiffel, ho detto, e che è sta cosa? Ho detto, a me mi pare un ferro vecchio. Poi l'ho guardata di notte, è un'altra cosa, ragazzi. Di giorno mi pareva tutto un ammasso di ferro. Ho detto, io, ma che è sta Torre Eiffel? Ho detto, ma che è? E la gente si uccide per venire qua. Ho detto, a guardare la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Ho detto vicino al mio amico di Torino, questo è un pezzo di ferro. Poi siamo passati di sera, è uno spettacolo, ragazzi, quindi è inutile andare di mattina a vedere la Torre Eiffel oppure qua alle luci d'artista andare al Giardino Incantato. Qui a Salerno ci sta la villa comunale che ci sta il Giardino Incantato. Ma se tu vai di mattina, tu vedi solo tutte costruzioni in acciaio, non vedi nulla. Che devi fare le foto di mattina, dico io. Certe volte la gente a volte soffre proprio. Cioè io vedevo a quelli che facevano le foto con le luci spente di giorno. Ora non si vede niente, ragazzi. Io ho provato a fare la fotografia pure io, ho detto, ma io devo farla per spizio una foto. Non si vede niente, ragazzi, neanche la forma, diciamo che questa villa qui ci sta lo scoiattolo, ci sta il lupo, sa, la carrozza di Biancaneve. Però quando è notte e la sera si vede bellissimo, ma di giorno non si vede la forma esatta proprio. Si vede una sagoma di ferro. Invece la notte è tutto un incanto, è come un arcobaleno di colore, allora sì, ti viene pure la voglia di fare il video. Invece la gente la mattina veniva e incominciava a tirare queste foto, io lo so perché avevo il banco di fronte alla villa, quindi li vedevo. Ho detto ragazzi devo fare una fotografia, devo guardare come si vede. In effetti non si vedeva nulla ragazzi, solo ferro. Come quando io sono arrivato a Parigi e ho detto io voglio vedere la Torre Eiffel, qual è? È quella Peppe.
E io l'ho guardato e ho detto, ma sicuro? Eh, mi pare un ferro vecchio, è un ferro vecchio mi sembrava, ragazzi. Poi siamo andati a casa, ciao King, mi sono fatto la doccia, siamo scesi di sera. Quando l'ho vista illuminata, ragazzi, è un'altra cosa. Quindi andare a vedere la Torre Eiffel di mattina non è non è uno spettacolo. Come pure qui a Salerno, le luci d'artista, se uno le deve vedere dalle 6 in poi, in effetti. Quando fa notte, tu ammiri tutta la sua bellezza, ma venire la mattina mi sembra ridicolo. E poi fare le foto, capisci? Che dico, perdi tempo, vai a fare un giro, a mangiare un gelato. Tanto a dicembre, ah, riesci a vederlo, sì. Io prima ho visto che dici che sta dal lato nord sta scendendo il magma, l'avevo letta la notizia che diciamo ci sta il fumo e questa colata nel lato nord-est, sì, sì, l'avevo letto su una notizia, sì. Quindi King, tu stai in prima fila allora davanti proprio al vulcano se esplode, quindi stai proprio in prima fila. State accorto. Metti qualcosa davanti, King, davanti alla casa. Lo so, in prima no, però in seconda sì. Ma tu a che distanza stai, King, più o meno da vulcano? Per vederlo, quindi stai abbastanza vicino. Certo è proprio King per stare là. Quindi se vedi pure, diciamo, l'Etna, mm, quindi vedi anche lo Stromboli in effetti, o no, King? O non lo riesci a vedere, forse sta a un altro lato. No, che guai. Vabbè ragazzi, vi saluto, vado a mangiare, ci sentiamo più tardi con qualche altra notizia, è troppo lontano, sì. Pensavo che siccome stavi alto lo riuscivi a vedere, così ci mandavi due foto. No, no, ho fatto la verità, ho fatto una cosa normale oggi, ho fatto riso e pomodoro con hamburger di tacchino, con insalata, no, una cosa normale, King. Anche perché, ripeto, fa caldo ancora qua, quindi mangiare è un po' pesante, non è proprio cosa. Oggi, pure oggi, sta un caldo esagerato. Qua proprio non ne volevo proprio sapere di abbassarsi un po' la temperatura. Quindi ancora che stiamo mangiando, diciamo, insalata, pomodori, mozzarella, roba fresca dico io, capì? Non roba elaborata tipo pasta e fagioli, pasta e ceci, sa? Quindi quando fa fresco allora pasta e fagioli, pasta e ceci, e ti viene pure la voglia di mangiarlo, ma con sto calore fai pasta e patate, sudi secondo me. Ma se fai pasta, fagioli e cozze, secondo me proprio fai una grande surata. Sì, diciamo in effetti per ora mi sto mantenendo leggero perché fa caldo. Però mo che si incomincia, che si può mangiare un pochino in più, giustamente fai il ragù la domenica, che ne so, oppure lo fai a base di pesce, ogni tanto fai la pasta e fagioli con le cozze, pasta e patate, cioè cose che caldo e brodo vegetale pure mi piace, la verità, il brodo di pollo, però con sto caldo che fai qua? Poi se faccio il brodo di pollo squaglio pure io. Vabbè, vedessi che così perdo qualche chilo, pure buono è. Pure buono è King. 34 gradi, mangi brodo di pollo proprio di collasse secondo me. No, fa troppo caldo ragazzi, sinceramente. Qua mi sono dimenticato come piove, io a volte non so se ridere o che pensare ad altro, no? E l'ultima volta ho fatto un video dove stavano certe nuvole talmente nere, ho detto, ah, secondo me questo lo avrò detto mille volte, lo so ragazzi, però io non mi faccio capace come non ho fatto a piovere quel giorno. Era tutto nero, tutto nero, non ha fatto una goccia d'acqua. Allora esistono i cambiamenti climatici, ragazzi, ma non perché cambiano da solo, perché è l'uomo che manipola i cambiamenti. Perché non può essere che
tutte quelle nuvole nere, non ha fatto una goccia d'acqua. Secondo me qua ci sta qui, o ci sta Ichina in mezzo, qua secondo me Ichina è ritornato. Vi ricordate Ichina, quel famoso scienziato? Quello metteva quella pala e le nuvole si aprivano, se vi ricordate, penso che qualcuno l'avrà visto su internet. Questo aveva una pala che quando il maltempo arrivava lui girava questa pala con i ioni, come diceva, positivi nel cielo che era nero, 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 si apriva e non pioveva più. Oppure faceva l'incontrario, che faceva piovere. Questo Ichina, il famoso Ichina, che anche lui insieme a Tesla sono state persone molto, anzi, secondo me non erano, secondo me neanche terrestri queste persone, secondo me qualcosa di extraterrestre perché avevano fatto delle invenzioni che vanno al di fuori del nostro pensiero, quindi Tesla aveva, diciamo, intrappolato l'energia del mondo gratis, però nessuno l'ha voluto seguire perché giustamente si sarebbero persi i soldi del petrolio, i soldi delle centrali nucleari e quindi dare energia gratis al mondo non andava bene. Ichina altrettanto aveva fatto delle scoperte come prevenire i terremoti. In effetti lui usava mettere sottoterra tipo uno sfiato dove il terremoto, diciamo, era come se perdeva potenza, quindi riduceva la potenza dei terremoti, della crosta terrestre. Poi aveva inventato dove far piovere e dove non far piovere. E in effetti lui, diciamo, in un video molto vecchio che poi non ho trovato più su YouTube, l'avranno cancellato comunque, lui aveva detto che poteva risolvere la siccità in Africa. Fatto sta, manda le carte e tutto ciò con le sue prove e tutto ciò. La risposta è stata che in Africa non deve piovere perché deve andare così. Allora Ichina disse in questo video, allora è già tutto deciso, lì non deve piovere. Perché Ichina voleva farlo gratis. Tutto bene, sì, sì. Quindi diciamo che questo scienziato, anzi questi due scienziati, non è che non sono stati capiti, ragazzi, sono stati fermati, che è diverso. Uno voleva dare l'energia pulita a tutti e l'altro voleva far piovere in Africa e quindi poteva, diciamo, manipolare il clima. Se ci stava qualche temporale fortissimo lo poteva fermare, se ci stava la siccità poteva far piovere. Quindi automaticamente per i potenti, l'elite come li vogliamo chiamare, poi torniamo sempre ai soliti complottisti, che siamo dei complottisti, non andava bene. Sì, sì, Marica, qui tutti quanti seguono bene, forse un po' la tua linea, forse ci sarà qualcosa che non va. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pranzo a tutti e ci sentiamo più tardi con qualche altra notizia, tanto fino a stasera hai voglia. Ciao a tutti e buon appetito a tutti ragazzi. Ciao King, ciao a tutti ragazzi, ciao.